Cari amici, ben ritrovati nuovamente a Colle Umberto per un'altra sagra, esattamente la 22esima sagra di San Martino, e siamo in compagnia di Giorgio Braido, che è il presidente dell'associazione Istadea. Ben ritrovato Giorgio. Buonasera a tutti, buonasera. Dopo 2 anni di fermo si riparte alla grande, insomma. Sì, dopo 2 anni si riparte alla grande, si riparte già con una serata di pesce e siamo qua tutti, grandi, piccoli, siamo qua per ripartire. Istadea è un'associazione storica del nostro territorio, ha come obiettivo innanzitutto la riscoperta dello stesso, delle tradizioni e anche in particolar modo poi di andare a tramandarle, in particolar modo le nuove generazioni. Questo weekend ci ha aiutato con il Festival Burattini Marionette, un grande evento del nostro paese. Abbiamo avuto più di 2000 presenze e Istadea si è occupata degli allestimenti ma anche dello stand, e adesso riparte nuovamente all'opera con la saga di San Martino. Ci sono tantissimi bambini, piccoli, medi e grandi, e ci danno un aiuto eccezionale. Sono bravi. Giorgio, ci hai raccontato brevemente prima dell'intervista come nasce la vostra associazione. È un po' lunga da raccontare, però nascete nel 1999 per volontà di un gruppo di genitori che volevano aiutare i loro bambini all'asilo. Esattamente. Cosa vuol dire Istadea? Istadea è piccola estate di San Martino. Detto dialettalmente un dì di sta, un giorno d'estate, perché l'11 di novembre sarebbe il San Martino e di solito è un bel tempo, e quindi è una piccola estate. Istadea. Hanno fatto una scelta controcorrente, il nostro patrono è fra qualche mese, ma hanno deciso di anticipare il tutto anche per la paura di un possibile ritorno al Covid, anche per dei costi ovviamente di riscaldamento che siamo ben consapevoli di che cosa significa in questo momento per associazioni, per le imprese, per i privati. E quindi vedo che la risposta è stata sicuramente positiva, anche perché questa associazione devolve gli utili in beneficenza, lo fa sostenendo la parrocchia, ha sempre aiutato l'asilo del paese di San Martino, quindi è un'associazione che sicuramente è molto amata e apprezzata dal paese perché crea momenti di qualità e lo fa soprattutto poi sostenendo la parrocchia e quindi il territorio. Allora, stasera perlomeno abbiamo la grigliata di pesce, che è una nostra chicca, diciamo così. Dopo abbiamo la frittura e dopo per tutto il resto ci rivediamo con costicine, braccioli, salsicce e tutto quello che c'è su una sagra, insomma. Le associazioni hanno dovuto bloccarsi in un momento in cui lavoravano già molto, le cose andavano bene e hanno fatto grande fatica a recuperare, perché bisogna anche recuperare i rapporti, recuperare i volontari e quindi creare rete e relazione. La saga di San Sebastiano è stato un altro grande successo, è molto nota, molto conosciuta, e sia a San Sebastiano e qui a San Martino la cosa bella è che i ragazzi del paese partecipano come volontari, quindi è anche un modo proprio per i ragazzi di sentirsi parte della comunità, e queste associazioni lo fanno proprio con questo obiettivo. E a proposito di sagra,
la Sagra di San Martino è questo weekend, ma è anche il prossimo, quindi hai 2 minuti davanti alle telecamere per invitare tutti i telespettatori a venirvi a trovare. Allora, la prossima settimana, non questa ormai, il 23, 24 e il 25 si riparte con il giorno 23 serata di pesce, il 24 e 25 carne e quant'altro. E adesso andiamo a goderci anche noi un meritato e l'auto pasto. Ma ci mancherebbe, volentieri. Grazie mille Giorgio e grazie ci a vediamo voi. il prossimo weekend per magari mangiare un altro boccone oppure comunque il prossimo anno. Perché no? Alla prossima, grazie mille, grazie.